spiace che siete arrivati adesso. Noi mo abbiamo finito di mangiare. Se venivate un poco prima. Grazie tante Margherita, ma anche noi abbiamo finito di mangiare da poco. Sì, siamo andati da Beccolo Sciangato a mangiare, lì si mangia buono. Una zuppa di fagioli. E Don Vincenzo? Arriva fra poco, è andato a comprarsi il tabacco per la pipa. Ah, evviva Don Vincenzo, mo ha mangiato, si va a fare una bella fumata all'aria aperta, e ci vediamo domani mattina. Problemi economici non ne tieni, ma chi sta meglio di lui? E di questa bella moglie ne vogliamo parlare. Bella, buona e affezionata. Don Vincenzo è un uomo fortunato. Io penso che non esista al mondo un'altra femmina come voi. Voi non mi crederete. Io delle femmine non ho mai volute saperne, mi stanno buoni. Ritengo che sia l'origine di tutti i guai. Se le tratti bene, se ne approfittano e poi prendono il sopravvento e ti trattano come uno schiavo. Ma se le tratti male diventano dispettose. Insomma, sono esseri incomprensibili, senza tenere conto qualche altro pericolo più serio, E tu ne sai qualche cosa, Ma se avessi la fortuna di incontrare una femmina come donna Margherita, me la sposerei ad occhi chiusi. Hai fatto questa grande scoperta, E che sacrificio che faresti, Una femmina come donna Margherita. Hai detto niente. Io farei carte false. Garbata. Economica. Margherita, non è un complimento che vi faccio, è la verità. Voi siete la ricchezza della casa. Voi spaccate il centesimo. Ecco qua, va bene così. Sì. Mo sali sulla sedia e mettile sopra la credenza. È proprio vero, A qualunque ora tu vieni, può capitare all'improvviso. Donna Margherita mette sempre a posto la casa, bravo. Certo, la casa è la passione mia. Mi piace tenere tutto in ordine. Per esempio adesso stavo mettendo queste bottiglie nella credenza. Fate il vostro comodo. Noi, se permettete, ci accomodiamo un poco là fuori e aspettiamo che viene Don Vincenzo, perché gli dobbiamo parlare di un affare. Voi siete i padroni, se volete potete aspettarlo anche qua. No, grazie, è molto cendino, aspettiamo fuori, prendiamo una bella boccata d'aria. Permettete? Nico, piano, che se cadi ti fai male tu e rompi tutto. Non vi preoccupate, padrone, io le cose le so fare a dovere. E che questa qua dove la metto? Vicino a quell'altra. Avete fatto proprio una bella pensata a riempire tutte queste bottiglie con l'acqua colorata. Almeno fanno figura. Certo, sono così belle. Sarebbe stato un peccato buttarle. Mia madre poi faceva lo stesso. Quando finiva il rosaglio, se la bottiglia era bella, lei la teneva e la riempiva di acqua colorata. Tieni, mettila vicino alle altre. A proposito, qui c'era il liquore all'anice e io ci ho messo dell'acqua fresca. Mettila qui, grazie. Ma senti, Nico, di tua moglie hai poi saputo niente? Lasciatemi stare, padrona mia. Venderei l'anima al diavolo per sapere dove sta. E non avrei dovuto permettere che se ne scappasse a Napoli a fare la cameriera. Là ha perduto la testa. E capirete che bisogno c'era. Mannaggia. E poi quella era una santa. Non si spostava di un passo se prima non ne parlava con me. Innocente come una colomba. Figuratevi che una volta, e mi ricordo, eravamo fidanzati, no? Eravamo fidanzati e stavamo dando da mangiare alle galline nella masseria. E quella a un certo punto mi guarda e dice: Nico, toglimi una curiosità. Là c'è un gallo e un capone. Sono tali e quali. Perché uno si chiama gallo e l'altro capone? Guardate che innocenza, che innocenza. E chi poteva mai immaginare che mi facesse quella che ha fatto? È la terza volta che se ne scappa. E la prima volta passò un anno. Io mi ero messo l'anima in pace, non ci pensavo proprio più. E un bel giorno la vedo che si ritira a casa. Il compare e la comare me la portano piangendo, dicendo che non lo faceva più. E io la perdonai, perché la poverella era incinta. E la potevo mai lasciare in mezzo a una strada? Certamente. Io poi dopo pensavo, no? Perché io penso che dopo questa cosa, dopo quest'atto d'amore, no, che l'avevo fatta,
avesse messo la testa a posto. Ma tu, quello dopo 2 mesi mi lascia il figlio e se ne va. Passa un altro anno e mezzo. La vedo che si ritira a casa un'altra volta, piangendo come al solito, prostrata ai miei piedi. È incinta un'altra volta. Né io la perdono la seconda volta. Mi accollo un altro figlio e me roba da non crederci. Quello se ne è scappato un'altra volta il mese scorso. E tu non ti sei preoccupato di sapere dove sta, di andarla a cercare? No, perché mi devo preoccupare di sapere dove sta, scusate. Tanto quello mo se ne è scappato da un mese. Mo fra 8 mesi sta qua un'altra volta, sicuro. Si porta un altro figlio e se ne va un'altra volta. Quanto sei scemo! E tu continui a lavorare per mantenere i figli che va facendo in giro tua moglie. Ma perché che ci sta di strano? Scusate, padrone. D'altronde mica sono figli di un estraneo. Sono figli di mia moglie. E vi assicuro, padrona mia, che io gli voglio bene veramente a quelle 2 povere anime innocenti. E beh, voi non ci crederete. Ci sta il maschietto, che è tale e quale a me. Oh, veramente? E come si spiega? E come si spiega? Come si spiega? Cioè, si spiega che la poverina mi tradiva, sì signore. Ma sempre a me pensavo. È sempre una soddisfazione questa cosa. Sicuro. Senti Nico, Eh. adesso porta questi piatti sporchi in cucina, poi mentre finisco di sistemare dai una spazzata per terra e lava i piatti. Niente più. No. Va bene. Padrone, e beh, io sto aspettando che torna un'altra volta. Può piangere finché vuole, il cuore duro faccia. Amici belli! Don Vincenzo Bello! Agli ordini! sempre a servirvi. Ma che fate qua fuori? Venite dentro! Margherita, fuori li fai stare! Ma no, la vostra signora ci ha invitato dentro. No, siamo stati noi che abbiamo aspettato fuori per prendere una boccata d'aria! Fa così caldo oggi. Sì, si stava buono! E sedete! Permettete? Ho cambiato tabacco. Sì, questo me l'ha consigliato il fornaio che sta in piazza, Don Raffaellino. Ah, Don Raffaele. Dici che questo non brucia la gola. No, non date retta, Don Raffaele, o l'uno o l'altro, sempre veleno che vi buttate in corpo, Faccio bene io che non fumo. Già, perché quello che ti bevi non è veleno. E siamo andati a mangiare da Peppe lo Ciancato. Ha avuto l'occasione di bersi più di 2 litri di vino. Perché io lo reggo, se la stessa quantità te la bevevi tu, ne facevi capriole. E com'è? È buono. È buono. Ma costa 3 soldi in più al pacchetto. E capirai, per 3 soldi in più. E cosa vuoi che sia? Come cosa vuoi che siano? Io mi fumo un pacchetto di tabacco al giorno. 3 soldi in più in un mese sono 9 lire. Ma devi vedere come fare col bilancio familiare. È inutile che ridi. Perché io le 9 lire le metto a posto subito. Io vado a caccia 2 volte alla settimana. Sparo 40 colpi ogni volta. Da ora in poi ne sparo 30 e alla fine del mese mi ritrovo le 9 lire del tabacco. Ma come mai siete venuti oggi? Io non vi aspettavo proprio. Ecco qua, Don Vincenzo. Si tratta di un affare. Signora, alzate un po' che piede, devo spazzare qua sotto 2 mollichelle. Scusate, alzate. Ecco qua. È un'ora che abbiamo finito di mangiare, tu mo ti decidi. Quella è stata la padrona che ha voluto che mettessi a posto la roba qua dentro. È stata la padrona. È stata la padrona. Dico, tu sei stonato. Sì, stonato. Il fatto di tua moglie ti ha rimbambito. Ma quando mai? Ma quando mai? Ma chi ci pensa più a mia moglie? Nico, ma quello il servizio te l'ha fatto bello grosso però, In queste cose nessuno si può fare maestro. Ma che c'entra quello? Io una femmina come quello mi sarà mai sposato. Perché non l'avete conosciuto quando l'ho conosciuta io?
quella era più ingenua di me. Non si era mai mossa dal paese natale. Mo da Natale. E a Pasqua, che c'azzicca Natale. E tu hai detto Natale. Ma no, qui nacque e qui fu cresciuto. Ah. No, Figurate perché una volta eravamo fidanzati, no? E la portai a Napoli per vedere Napoli così. Appena vide il mare, mi dissi: Nico, sta tutto bagnato alla terra. Chi è stato a bagnare? Che innocenza, che innocenza. Una colomba proprio, una colomba. E quella perciò se n'è volata via. Chi è stato? Mannaggia morto, la dovete finire con questo scherzo. Ah. E volete finire, sì o no? Padrone, fa piacere, fatele finire voi. Ma mi sembra giusto che mi devono sfottere così. No, lo so, Ti no. fate scazzare. Ecco. Sei uscito pazzo! Ma quando mai hai fatto questo, Nicola? Mi sfottano. Ma stavano scherzando, Nicola, perché piangi? Non piangi. Ma non mi scherzano brutto, padrone. E si vede che non scherziamo più, va bene? Non scherzate non più. scherziamo E non scherzate più. Nicola, lo sai che io ti voglio bene. Oh no, tuo padre era colono di papà mio, è nato in questa casa, io e te siamo cresciuti come fratelli. E tu lo puoi dire. Lo posso dire? E lo puoi dire. Siamo cresciuti come fratelli. Ahia. Che stai facendo? E voi avete detto dite che siamo così. Era per dire. Va, posa la scopa. Vatti a sedere. Lasciatelo perdere, un po' dispreziato. Certe volte mi fa pena. Dunque, avete detto che siete venuti per parlarmi di un affare. Di che si tratta? Dunque, Don Vincenzo, Ah, voi lo conoscete il commendatore Palmieri? Palmieri? e il commendatore Palmieri. Come? Quello scandalo che c'è stato il mese passato. Il figlio di questo commendatore si innamorò di una sciandosa e si sparò. L'essenziale è che il commendatore, dopo la morte del figlio, si sta vendendo tutte le proprietà, le tenute, le masserie, e dice che se ne vuole andare all'estero, che non vuole più tornare in Italia. Ieri Pasquale Sorrentino ci propose un affare. Disse: Gennari, se ha del denaro disponibile, questo è il momento di investire per guadagnare. E di che si tratta? Dissi io. Il commendatore Palmieri si vende pure il deposito dell'olio con 5 cisterne. E tu il deposito lo conosci, no? Sai a quanto se lo vendi? Per 20.000 lire. E che dici? Quello vale sulle 100.000 lire. E come si spiega? Come si spiega? Come si spiega? E perché c'è la causa col fratello? State zitta, fammi parlare, tu. Parlare a quello. Il commendatore Palmieri è in causa con il fratello che dice che questo deposito aspetta a lui. Il commendatore si è venduto tutto. È rimasto solo questo deposito che non se lo può vendere finché il tribunale non ha deciso chi spetta. Ma lui non la vuole aspettare la sentenza. Dice che vuole partire subito. Ed è per questo che cerco qualcuno che se lo compra per 20.000 lire per entrare in possesso del deposito appena vinta la causa. E se la perde? No signore, perché il Sorrentino ha parlato con l'avvocato e la causa la vince certamente. Ma mettiamo che la dovesse perdere. Io penso sempre a male per trovarmi bene. Ma per quello vuole solo 20.000 lire. Si gioca una carta. Don Vince, quello è un investimento sicuro appena si vince la causa. Va bene. Ma io che c'entro? Noi questi soldi non ce li abbiamo. Non ce li avevo. No. Ce li mettete voi. Ce li metto io. E noi che vi abbiamo fatto fare l'affare, ci fate un regaluccio. Un regaluccio. Piccolo! No, caro Don Gennarino. No, io di affari non ne ho mai fatti e non ne voglio fare. Gli affari sono un'incognita. Mio padre, per gli affari, per il commercio, morì di infarto. Uno si deve creare seccature, apprensioni, ma perché? Perché? Per ingrandire la vostra posizione finanziaria. Chi non risica non rosica.
Ma chi ti ha detto che voglio rosicare? Mm? Io voglio stare nella pace mia. Io le linee le ho tirate tutte quante. Mi accontento di poco e sono felice. So io quello che ho passato fino a poco tempo fa. Quando era vivo mio padre non si trovava mai pace, perché aveva la smania per gli affari. E se non avessi avuto questa smania, a quest'ora io avrei 10 volte di più di quello che ho. Quando morì, pace all'anima sua, mi rimase questa casa, un poco di somme in contante in banca e la masseria. Se avessi avuto la smania per gli affari, a quest'ora avrei perso tutto. Io invece mi sono fatto tutti i conti. La casa ce l'ho gratis, quel poco di rendita che mi resta mi permette di mangiare un piatto ogni giorno. Dici un piatto solo? Un piatto solo? Un piatto ma senza seccature e senza preoccupazioni. La masseria invece se la coltiva Nicola. È vero Nicola? È vero. E mo glielo spieghiamo. Quando stabilimmo il prezzo, lui mi... Abbassa queste scarpe. Quando stabilimmo il prezzo, lui mi disse, padre, io vi posso dare 25 lire, perché voi lo sapete... Abbassa queste scarpe. Voi lo sapete, con la raccolta non si può fare affidamento, perché c'è quella... Abbassa queste scarpe. Quella ricca. E quella... Povera. Io gli ho detto, dammene 15, ma sicuro. È vero? Abbassa queste scarpe, facci sedere. Cari amici, il destino ce lo facciamo con le nostre mani. Io mi accontento di poco e sono felice. Voi mo, per esempio, siete venuti per propormi questo affare. E mettiamo che io accettassi. E mettiamo per esempio che io perdessi 20.000 lire. Cosa impossibile, perché io non caccio un soldo manco se mi sparate. Poi finirebbe la nostra amicizia. E perché? Perché rovinare la nostra amicizia? Stiamo così bene. Un giorno sì, un giorno no, venite qui, vi venite a trovare, facciamo 2 chiacchiere, una partita a carte, un bicchierotto di vino. Perché rovinare tutto questo? Bene, adesso facciamo finta che siete appena arrivati. Ho cambiato tabacco. Sì, questo me l'ha consigliato il pannaio che sta in piazza. Don Raffaele. Bravo, Don Raffaele. E com'è? È buono. Ci sono affari? Dite no. No. E l'amicizia dura in eterno. E adesso ci beviamo un bel bicchierino di rosolio e non ne parliamo più. No, lasciate stare, noi mo abbiamo finito di mangiare. Ah, beh, allora un bicchierino di anice, che quella vi fa digerire. E allora, qua i bicchieri. Allora, l'anice, eccolo qua. Questa l'ho comprata a Napoli. Questa l'ho comprata a Napoli dal miglior liquoraio della città. Questo è buono, questo è spiritoso. Questo è spiritoso. Ecco qua. Un goccetto qui. Ecco qui. Un goccetto qui. Ecco qui. E un goccetto pure qui. Basta, non li riempite. Vi si dovesse spostare il bilancio di famiglia. È inutile che sposti, perché io ti capisco. Se vi ho offerto il liquore, segno che lo potevo fare. Ho calcolato nel bilancio di famiglia che questo lo posso offrire 4 volte alla settimana. Se tornate domani, non è giornata di offerte. Che dispiacere, ma questa è acqua fresca. Le cose mie sono tutte calcolate e sistemate. Pensate che io metto a parte 2 lire al giorno per me e 2 lire per mia moglie. E per qualsiasi cosa che sia una malattia. E tengo pure da parte 1.440 lire dell'anno anticipato. Se è passato l'anno e siamo stati bene in salute, con quei soldi andiamo a farci un viaggetto a Napoli. Oppure compriamo qualcosa per la masseria. Ma tengo sempre da parte 1.440 lire dell'anno anticipato. Fate bene. E questo quanto vuole campare? Madonna, quanto è pesante. Edoardo,
E tu bevi, che tu sei bevitore, bevi. Don Vincenzo, che bevitore, che devo bere? Questa è acqua. Ma che stai dicendo? Quello è tanto spiritoso. Lo spiritoso sarete voi, provate. E questo è spiritoso. È acqua. E com'è possibile? E volete sapere da noi? E quella è stata la padrona che l'ha riempito d'acqua perché diceva che parevano brutte le bottiglie vuote. È stata la padrona. No, non c'entro niente. La padrona è stata padrona. Ah, Tu lo sapevi e non hai detto niente, me l'hai fatto offrire. Sì. Cioè, no, lo sapevo e non ho detto niente, vabbè. Perché? Perché sono nervoso. Ah. Voi mi avete sfottuto? Ah, io non l'ho voluto dire. E sia fatta la volontà di Dio. Margherita? Che c'è? Ma come? Tu metti l'acqua nelle bottiglie del rosolio, io non ne sapevo niente e l'ho offerto. Scusami, io te lo volevo dire, ma me ne sono dimenticata. Abbiate pazienza, è stata una distrazione. Ma niente, vi pare? Margherita, ma quando fai una cosa del genere me lo devi dire prima. Sono capitati questi tre, va bene. Ma se capitava qualcun altro che ci faceva. Don Felice, che ci avete preso? Per pezzenti, non ho capito. No, volevo dire che voi siete di casa. E se veniva qualche persona estranea, capito, no? Margherita, dove sta la bottiglia dell'anice? Io mi ricordo che c'è. Dov'è? E ci sta, l'ho messa nella credenza, altrimenti Nicola se la beve, l'ho dovuta nascondere. Dovrebbe essere una bottiglia scura. Ma non importa, donna Margherita. Ah, eccola qua. Questo l'ho comprato a Napoli. Dal migliore delle guardie. Ah, ma che bottiglia hai preso? Questa è benzina. E vabbè, ma tanto non se ne accorgevano. Già, non aveva la bocca da stagno. Dov'è la bottiglia? Dimmi, dov'è? Levati che mo la trovo io. Ma non importa, donna Margherita. Tanto noi ce ne dobbiamo andare. Ne parlo un'altra volta, Margherita. Non è che non ci dobbiamo vedere più, Adesso la trovo, Questo è certo. Statemi bene. Ecco, l'ho trovata. Questo l'ho comprato a Napoli. No. E questo è petrolio. Addirittura! Ce l'avevi qui davanti al naso, Santa Lucia mia. E non l'ho vista. Ho fatto una bella figura. Vabbè, può darsi che non tornino più. E questo è il problema, sicuramente non torneranno più. O addirittura l'avranno capito che si è trattato di uno sbaglio, no? Ma io non parlavo del fatto del rosolio. Parlavo della proposta, della risposta che hanno avuto da me. E che risposta? Si trattava di tirar fuori 20.000 lire e io mi sono rifiutato. Beh, quello che ti posso dire è di non farti mettere strane idee in testa da nessuno. Si capisce. Con me quelli cascano male, Margherita. Margherita. E noi siamo felici, vero? Vero che siamo felici, Margherita? Anzi, io posso dire che al mondo non c'è uomo più felice di me. E sono pure fortunato, Margherita, sì, perché ho trovato una moglie che la pensa tale e quale a me. Non c'è che dire, sei completa. Femmina onesta, economica, senza vizi. E sei pure bella, Margherita. Sei bella, Margherita. La casa è un paradiso. Il sole ci entra perché ci sei tu. Stasera sei poeta. No, non sono poeta, Margherita. Sono felice. Lasciami stare, Vincenzi. Ci sono quei panni in giro da stirare da 3 giorni. Vabbè. E allora si vede che vado a fumarmi questa pipa all'aria aperta. Stanno arrivando Giorgio e Consiglia. Venite, prego. Venite.
Buongiorno, come andiamo? Buonasera, Margherita bella. Come andiamo, caro compare? Quando siete arrivati? Proprio adesso. Mamma mia, siamo stanchissimi. Siamo arrivati stamattina alle 6 a Napoli. E fino adesso non ci siamo fermati neanche un momento. Ho detto, facciamo tutta una tirata. Passiamo prima da Don Vincenzo, gli portiamo le sfogliatelle e poi ce ne andiamo dritti a casa a letto a dormire. Ma che cos'è? Quello, che cos'è? E le sfogliatelle. Sono ancora calde. Le ho prese nella migliore pasticceria. Sono stata io che quando mi hanno detto che andavano a Napoli gli ho chiesto per favore di comprarmele. Grazie, compare, grazie. E prego, siediti. Mamma mia, Margherita mia, mi sento la testa stonata. A Napoli non si può camminare. Oh, ma io dico, ma da dove esce tutta quella gente? E poi tutti quei tram, quelle motomobili, uno stonamento, Margherita. Oh. E tu stai camminando tranquilla per strada e niente, a sinistra. E io non capivo perché. E quello ce l'aveva proprio con me. Un agguardio si è messo a strillare e mi ha detto: lei, piedone, a sinistra. L'avesse detto a me va bene, ma piedone, a mia moglie, e questa tiene un piedino piccino tanto. Ma si vede che avete capito male. No. No, ha detto proprio piedone. Piedone, mi ha detto. E poi, Margherita mia, che scandalo! Tu vedi le femmine girare per strada con certi vestiti così aderenti che sembrano nude. Si vede tutto. Cose da pazzi, talmente strette, fasciate, che si vedeva persino l'ombelico. Ma le guardate tu, Una. tutte pitturate poi. Che poi dico io, una femmina onesta non ha bisogno di pittarsi. Ma sentite a me, se a Napoli vanno avanti così, stanno fresche, stanno. Beh, poi a Napoli è come se fosse una moda, si pittano tutte quante, no, la femmina onesta no. Mo noi, per esempio, a Napoli siamo stati a casa del marchese Pigna, e quella è una famiglia nobile veramente. Il marchese Pigna tiene le figlie signorine e sorella mia, a tavola ci stavano un sacco di femmine. E in faccia non tenevano neanche un poco di polvere. Ma quella è una famiglia nobile veramente. Ma cosa lo dice a fare? È come se non si sapesse. Non hai sentito che cosa ti hanno detto quando ce ne siamo andati? Tu sei stata la nutricia di mio figlio e per voi le nostre porte a Napoli saranno sempre aperte. E tiene un cuore tanto. Ma io l'ho fatto rimanere a bocca aperta. Gli ho portato un paniere d'uva muscarella e uno di 50 uova che potevano essere presentati a un re. Sì. E per forza ci hanno voluto far rimanere a pranzo a casa loro. E a tavola mi hai fatto fare quella figura. Ma io che ne sapevo? E poi stavo mezza stonata in mezzo a tanti signori. Mi mettevo vergogna pure di muovermi. Ma che ha fatto? No, veramente poteva capitare a chiunque. È che dopo aver mangiato un sacco di inguacchi, che a dire la verità mi hanno fatto rivoltare un po' con lo stomaco. Era cattivo il mangiare. No, ma che ti devo dire? Si vede che noi siamo abituati in un modo diverso. Ad esempio, hanno portato il pesce, una spigola grande così, fresca, si sentiva dall'odore. Ne ho preso un bel pezzo senza spine e ho pensato: adesso mi faccio una bella scorpacciata. Beh, non è passato il cameriere, e quattro di nascosto, o come un ladro, ha preso un cucchiaio di roba gialla e gliel'ha buttata sopra. L'avrei ucciso, l'avrei! E chi se l'è mangiato più? Come me l'hanno portato davanti? E così me l'hanno portato via. Capisci? Quella roba gialla, molle, molle e gialla. Gialla e molle.
ha fatto rivoltare tutto lo stomaco. E così il marchese mi ha chiesto: Giorgio, perché non mangi? E io gli ho risposto: non tengo appetito. Comunque, arrivati alla frutta, il cameriere ha portato certe ciotole di vetro con dentro dell'acqua e una fetta di limone. Io dico: tu vuoi aspettare di vedere cosa fanno gli altri? Niente. Lei si è presa la fetta di limone e se l'è mangiata. Oh, e me la sono mangiata. E poi scusa, ma non te la sei mangiata pure tu? Si capisce. Ho visto te, pensavo sapessi cosa fare. Io che ne so. Un po' di sale, un po' di pepe e me la sono mangiata pure io. E invece sai che serviva? Indovina un po'. Indovina. È come se io non lo sapessi. Io sono stato un sacco di volte a Napoli. Ho mangiato nelle case delle migliori famiglie. E vedi che serve l'acqua al lievito. Ognuno dopo aver mangiato si pulisce la forchetta sua. No, signore, ma quando mai? E quella serve per lavarsi le mani. Le mani. A tavola. Figurati. Quando ho visto che si lavavano tutti le mani, sono diventato di 100 colori. Tutti che ridevano, ma volevo morire. Mi sono ripreso soltanto quando sono salito sul tram per andare a casa. A proposito di casa, così, andiamo che innanzitutto sono stanco. E poi voglio prepararmi uno spaghetto aglio e olio. E là sono rimasta a digiuno, Sì, andiamo. Andiamo, che c'è? Margherita, ci vediamo domani. Sì, statemi bene. Sì. Vieni qua. Così, il marchese sarà nobile finché vuoi. Avrà pure una grande casa. Ma lo spaghetto che mi vado a preparare adesso, lui manco se lo sogna. Salutiamo da Michele. Andate. Grazie ancora delle sfogliatelle. Con buona salute, sì. Giorgio, state al paese tuo. Ma che bei tipi. Gente che non sa campare. Io per esempio una figura così non la faccio. E dice perché? Perché? Perché me ne sto a casa mia. Uno va a casa di gente che non conosce. Ma che ne sai che è quello che ti può succedere? E se nella famiglia c'è un ladro, tu ci fai conoscenza senza volerlo. Poi lo arrestano, iniziano a interrogare tutti quelli che l'avevano conosciuto, finisci davanti al presidente, tu! Conosci questo qua? No. Non dire bugie. Qua c'è tutto scritto, perché tengono tutto scritto. Tu quel giorno eri sopra quella casa al pranzo. Ah, sì, lo conosco. Allora lo conosci? Lo conosco, ma non lo conosco. Diciamo che è una conoscenza. Lo conosci o non lo conosci? Lo conosco, ma... mi imbrogli! In galera! E ci capiti così senza volerlo. Quante volte si sente dire... è andato Tizio sotto al tram. Ma com'è successo? E stava andando a trovare un amico. Povero disgraziato. Ma quale povero disgraziato? Se se ne stava a casa sua non gli succedeva niente. Va bene. Mettiamo però che questo amico ti manda a chiamare. Tu non ci vai, resti a casa e ti cade in testa un trave e ti uccide. Questa è disgrazia. Se andavi dall'amico non ti succedeva. Ma andavo sotto al tram. Ma ti va in testa il trave. Ma andavo sotto al tram. Ma ti va in testa il trave. E vabbè, va bene, tanto tu non capisci. È inutile che parlo con te. Ma io non è che ti do torto. Si sa che si cerca sempre di evitare i guai quanto più è possibile, ma a volte capitano fra capo e collo senza che tu possa farci niente. Il destino ce lo facciamo con le nostre mani. Io mi accontento di poco e sono felice. Ecco, io le linee le ho tirate tutte quante. Le cose mie sono tutte calcolate e sistemate. Lo vedi? Adesso tu ti metti a stirare e io mi metto qua fuori all'aria aperta e mi faccio una bella fumatella. A me non mi può succedere niente, a me. A me non mi può succedere niente, a me. Io prevedo tutto.
Margherita, non si può negare che noi non siamo felici. Scusate, buon uomo, ma non gridate per carità. Io sono un galantuomo. Sono un napoletano. Sto a Cavano da 15 giorni, sono venuto per la vendemmia. Papà non è potuto venire perché sta poco bene. Io oggi stavo per i fatti miei e mi si presenta davanti uno che 6 mesi fa mi prestò 6.000 lire. Insomma, io non gliel'ho potuto ridare. Una parola tira l'altra. Ci siamo dati un sacco di mazzate. A un certo punto lui ha tirato fuori un revolver. Io gliel'ho tolto di mano e l'ho sparato. È morto? Ma non lo so, me ne sono scappato. Le guardie mi hanno inseguito. Adesso stanno perquisendo tutte le case qui intorno. Voi mi dovete aiutare. A me non mi interessa se mi arrestano, ma prima devo vedere a mamma mia. Almeno la rassicuro io che si tratta di una cosa di niente. Io sono una carogna. Sì. Io l'ho fatto invecchiare prima del tempo. Voi mi dovete aiutare. Voi mi dovete nascondere. Le guardie! Stanno arrivando le guardie! Nascondetemi! Amico! Io sono un pacifico cittadino e vi prego di uscire. Nascondetemi! Se ne ho fatto 30 e faccio 31. State buono. Nascondetemi. Stavo scherzando. State buono. Le guardie. Ma se vi trovano qua, arrestano pure a me per favoreggiamento. State buoni. Là sotto, nascondetevi là sotto. Là sotto. Vi siete messo? Aspettate. Don Vincenzo Bello. Vi saluto. Servo vostro. Come mai da queste parti? Ah, niente. Avete visto un giovane con un vestito di tela e un Panama? Un Panama? No, perché chi è? Ha sparato un colpo di revolver a uno Ah, e se n'è scappato. Mannaggia, all'anima sua ci sta facendo girare tutta Caivano. Ma in qualche casa qui intorno si sarà pure nascosto, no? Ma se lo trovo, lo sbatto al fresco. A lui e pure a quello che gli ha dato una mano. Cose da pazzi. Hanno compassione per un assassino e per noi, che dobbiamo fare questo mestiere, non ne hanno. Ma voi non l'avete visto? ma vi pare. Lo sapete che io voglio stare quieto. Pasquale, andiamocene. Quello Don Vincenzo ci penserebbe 100.000 volte prima di mettersi in lutto con noi. Bravo. Che è successo? Niente, donna Margherita, stiamo cercando un assassino che è scappato. E lo cercate qui. Buonasera, Don Vincenzo. Papà, Pasquale, adesso dove lo andiamo a cercare? Beh, perché mi hai tolto la coperta che stava sul tavolo? No. Mi hai raffreddato sul ferro. Mai mandato in galera. Ma che stai dicendo? State buono. Se ne sono andate le guardie. Ecco qua. Ma non vi pigliate collera per una cosa da niente. Ve l'ho cucito io, guardate. Col cotone bianco. E questo ho trovato. Vabbè, poi lo tingiamo con un poco di inchiostro, quello non si vede nemmeno. Ma ti sembra una cosa normale questa? Queste sono cose che deve fare la moglie. Sono 3 giorni che manca il bottone a questa giacca. Tutte le sere le dico che va cucito, la mattina seguente lo ritrovo sempre scucito. Stamattina mi sono preso di nervi e le ho detto: me la vuoi fare questa grazia, sì o no?
non l'avessi mai detto. Ha fatto rivoltare la casa e tu eri presente. Una parola tira l'altra, ha girato le spalle e se n'è andata. E vabbè, padrone, però mo non ci pensate, Quella fra poco la vedete tornare. Lo so, anche l'altro giorno ha fatto lo stesso. Sarà andata da Giorgio. Da Giorgio. Aiutami. Mannaggia. Ma ti dico, io non la riconosco più. Non la riconosco più. Qualsiasi cosa le dici, le saltano i nervi. È vero. Qualsiasi cosa le chiedi, va in escandescenza. Ma dico io, Ma pure il fatto stamattina, per esempio, c'era bisogno di prendersela così No, tanto a me per non un c'era po'. bisogno di prendersi così tanto per un bottone. Non sta bene che se l'è prese così per un bottone. Nicola, che stai facendo? Ve l'ho messo al contrario. Non ho visto bene. Qua. Ma dico io. Era sempre lei che tutte le sere faceva visita ai miei panni. Nicola. Qua. Basta, Nicola, basta. Tutte le sere faceva visita ai miei panni per vedere se ci voleva una cucitura, se mancava un bottone, ma niente. La casa, guarda la casa, è tutta in disordine. E il mangiare. Una volta faceva dei pranzetti saporiti. Adesso il mangiare fa schifo. Il ragù è bruciato. La pasta è scotta. Il brodo è insipido. Ma che vi devo dire? Statevi attenti. Mia moglie così cominciò. Facevo uguale proprio. Uguale facevo. Un giorno mi mancava un bottone. Un altro giorno trovavo la giacchetta scusita, sta ancora scusita. Guardate. Un bel giorno, padrone, mi si scusì il pantalone, qua dietro. E io glielo dicevo. A me, padrone, qua dietro. A te. E io glielo dicevo. E quell'infame non mi dava retta. Naturalmente, poi, giorno dopo giorno, la scucitura si allargava. A me, sempre a me, padrone, si allargava. E beh, quelle belle abilità di farmi stare 2 mesi col pantalone scucito. E poi se ne scappò. A me, padrone, sempre a me il pantalone. A te. Me. Noi stiamo parlando di mia moglie, è un'altra cosa. Un'altra cosa. Quella sta male. Quella non sta male. C'ha esaurimento nervoso. La porto a Napoli, La porto a Napoli e la faccio visitare. Sì. Ma Don Riccardo non se ne va più a Napoli, si è stabilito qua a Caivano proprio. Don Riccardo chi? Don Riccardo? Don Riccardo? Don Riccardo? Don Riccardo? Don Riccardo? Don Riccardo? Don Riccardo, quello che 2 mesi fa sparò il colpo di revolver e si nascose qua in casa vostra. Ah, Don Riccardo! Don Riccardo? No, e quello mi viene a trovare ogni tanto, sì, perché praticamente quando l'ho salvato quel giorno dai carabinieri che l'ho nascosto là sotto, mi è rimasto amico, mi è rimasto riconoscente e ogni tanto mi viene qui a trovare. Vabbè, però quella vostra moglie poi vi vuole bene. E mo che c'entra mia moglie? Che Stiamo parlando di Don Riccardo. Non lo so, mi è venuto in mente questo. Ti è venuto in mente? Mi è venuto in mente, non lo so. Posso? È così. Mo dico io. Tu quando cambi discorso, che passi da un argomento all'altro, devi avvertire, devi dire padre, adesso non parliamo più di Don Riccardo, parliamo di vostra moglie. Padrone, adesso non parliamo più di Don Riccardo, parliamo di vostra moglie. Bravo. Va bene? Ho detto che fine ha fatto? È andata in galera? Ma chi? Mia moglie? Vostra moglie è andata in galera? Mia moglie? Gesù, e quando è successo? Ma che stai dicendo? Mia moglie è andata in galera? Ma lo state dicendo voi, vostra moglie è andata in galera? Don Riccardo. Ah, Don Riccardo. No, Don Riccardo no, perché c'è stata la causa. C'è stata la causa e Don Riccardo l'ha vinta. L'ha vinta perché prima di tutto la persona che fu ferita si riprese dopo 10 giorni e poi Don Riccardo sparò con legittima difesa. Ah, no, col revolver. No, però con la legittima difesa. Nego, tu sei cretino. Tu sei cretino! Con la legittima difesa! E che significa? Ma te lo spiego! La legittima difesa, nel senso che Don Riccardo non ce l'aveva il revolver, ce l'aveva quell'altro. Allora che ha fatto? Gliel'ha strappato di mano e lo ha sparato. Ah, che sia legittima difesa? È la legittima, hai capito? Mo' ho capito. È bravo. Grazie. E mi fa piacere. Quando mai avete fatto questo? Sembrate 2 sposi novelli. Ma chi ha fatto niente? Quella
vostra moglie sta qua fuori. Voi fate pace, non fate ridere la gente. Ma io voglio stare quieto, è quella che si arrabbia, un bottone voleva essere cucito. Quel che è stato è stato. Mo finitela che non mi pare una cosa regolare, Vabbè, finiamo. Donna Margherita. Margherita, entrate su. Margherita! E dai, andiamo! Voi siete dai. volete moglie! Quando mai avete fatto così? Vi volete tanto bene! Margherita, ma che ti ho fatto? Non ti posso dire niente che ti arrabbi. Stamattina, per esempio, c'era bisogno di prendersela così tanto. Volevo che mi cucivi un bottone. Ma è stato uno sbaglio. È stato uno sbaglio. Margherita frainteso. Frainteso. E vieni che facciamo pace, vieni. Vieni. E perdonatela, e quella sta ancora un poco nervosa. Ma io non le ho fatto il resto di niente. Niente è stato. Mo fate pace e non ne parliamo più. Ma io voglio fare pace, ma quella l'avete vista, ha girato le spalle e se n'è andata. E vai anche tu e pigliala con le buone. Così, accompagnala. Sì, l'accompagno io, L'accompagniamo. andiamo. Sì. Fossero tutti come Don Vincenzo. Io voglio stare quieto. Sì, andiamo a stare qui. Tutti vogliamo stare qui. Mannaggia bubba. Mannaggia bubba. Nico, ma che sta succedendo? Ma quando mai loro hanno fatto questo? E che ti devo dire giù? Qua non finisce bene. Mi sa che tu abbia ragione. Abbiamo detto la stessa cosa, sia io che mia moglie. Questo è quello che dice tutto il paese. Una voce. In ogni angolo dicono la stessa cosa. Eppure tu dici lo stesso. Di che cosa? Di quello che dice la gente. E che dice la gente? Ma io che ne so? E lo vuoi sapere a me? No. Joe, siamo venuti a casa tua e non ti abbiamo trovato. E noi siamo a vostra disposizione. Cerchiamo il quarto per fare il 3-7. Altro che 3-7. Qua ci stanno certe complicazioni. Capirai la novità, noi sapevamo già tutto. Trombolo sa pure tutta Napoli. Se non l'ha già saputo. E che cosa? Quello che avete detto voi. Noi. Quello che hai detto tu. Io. Quello che ha detto Nicola. Io. Quello che te... Ma che siete pazzi tutti quanti? Ma chi ha parlato? Su, andiamocene. Hanno fatto pace. Sì, pace. Ma che pace? Quelli tra 5 minuti stanno litigati un'altra volta. Cose che non si credono. E basta, ma fammi stare zitta. E quelli sanno tutto. Gliel'ha detto vostro marito. Sì? Nico, vuoi stare zitto? Mi vuoi far litigare con Don Vincenzo? Giorgio, quante storie. E quella è la verità. E l'ho vista pure io a Margherita, lì alla masseria. Stava con Don Riccardo e parlavano vicini. Eppure io! E io pure! Pure io! Oi! Mannaggia! L'hanno detto! Oi! L'hanno detto! Ma fatevi i fatti vostri! Pensate un poco a voi! Non vi imbicciate negli affari che non vi riguardano! E beh, quando volete parlare male di qualcuno ci trovate proprio un gusto speciale, E pensate un poco a voi! Pensate a voi! Io pure li ho visti mano nella mano, ma non si dice. Voi qua state. Siamo venuti a chiamare Giorgio per farci un 3-7. Già, ma io non ci posso andare, perché tengo i muratori a casa, vero muratori a casa, che mi stanno aggiustando il camino, eccole, per venire qui, li ho lasciati soli, vero che li ho lasciati soli. E quindi dovrò pure, così, andiamo!
E allora ce ne andiamo pure noi. No, aspettate. Facciamo una cosa. Tornate fra mezz'ora, Così vengo pure io a farvi un bel 3-7. Mi venite a chiamare. Va bene, per voi qualunque cosa. Ah, se potessi parlare. Andiamo, ce ne va. Andiamo, Henry. Ci vediamo dopo, Don Vincente. Che ci posso fare? Mi sento una cosa dentro. Andiamo. Io mi capisco quello che vi senti in corpo, ma ci vuole prudenza! Ci vuole prudenza! Don Vincente, ci vuole prudenza! Compare, e che vuoi fare? Tu dici... Ma... lo so. Ma che vi devo dire? Mannaggia. Ma quelli, tanto che devono fare? Vi devono far capire tutto. Quello già lo sa tutto il paese. Ma che cosa? Quello che hanno detto loro. E che hanno detto loro? Quello che sa tutto il paese. Padrone, parla chiaro! Padrone, non mi arrabbiate, state calmo, perché io vi voglio bene, siamo cresciuti insieme e non posso permettere che questo scempio vada avanti. Voi volete sapere perché vostra moglie è cambiata, così, all'improvviso? Ma si tratta di mia moglie! Di vostra moglie! Compare, io sono rimasto qua apposta. Io sono amico e ti devo parlare. Perché la cosa è grave. E preferisco che tu la sappia da me piuttosto che da uno qualunque. Sì, ma aspetta un attimo. Nicola mi deve parlare di una cosa che riguarda mia moglie. Gli devo dire quella cosa là. Ah, gliela vuoi dire? Gli vuoi far venire un colpo a questo poveretto, E non ci sappiamo trattenere. Bene, parla e parla! Ah! Oh! Ma tu mi devi dire la stessa cosa. Io? No. Io sono un uomo serio. Queste cose da me non l'avresti mai saputo. Ma potevo mai immaginare che quello ti ha detto che tua moglie ha una relazione con Don Riccardo il napoletano? E che l'hai detto, hai visto, Non ho detto niente io. Mia moglie! Ma che stai dicendo? Don Riccardo! Ma che stai dicendo? Ma io li ammazzo. Sapete tenere un cecio in bocca! Andiamo a parlare! Ma li hai visti proprio tu? Con gli occhi tuoi? Tu hai fatto il guaio, adesso tu devi rimediare! Ma guarda, guaio, non ho fatto niente! Nicola, parla! Ma un momento! Parla! Sì. Che? Sì, padrone, li ho visti pure io che... Stavano alla masseria. Alla masseria? Stavano mani nelle mani. E li ha visti pure sua moglie, li ha visti. Ha detto poco fa, davanti a 3 persone. 3. Ma io ho rivolto tutto il paese! Io li ammazzo a tutti e due! A me. A un marito come me. Tu, tua moglie, me lo deve dire in faccia che li ha visti mano nella mano! E poi so io quello che devo fare. Ma che vuoi fare? Vuoi andare in galera? Non lo so, ma voglio avere le prove! Poi prendo un bel fucile e li ammazza tutti e due! Hai visto che hai fatto successo? Ma già parlato!
Margherita! Donna Margherita! Donna Margherita! Buongiorno, donna Margherita. Ho portato le lenzuola lavate. Mettile sul tavolo. Perché piangi? Tu piangi sempre. E che devo fare, donna Margherita? Mi è capitato un marito birbante. Mazzato la mattina e mazzato la sera. Ieri sera era ubriaco, si è scordato e oggi mi ha dato quelle di stamattina e quelle di ieri sera. E così ti sei tolto il pensiero. Davvero? E il pensiero per quelle di stasera non lo devo tenere. Donna Margherita, io non ce la faccio più. Quello mi sta distruggendo a me, povera disgraziata. Abbi pazienza, Vasili. Oggi non sono proprio in vena di starti a sentire. Ti sei stancata di tuo marito. E lascialo che stai aspettando. Lo lascio, è vero, avete ragione. E quello mi fa stare tranquilla. Mamma mia, basta, va. Io me ne vado. La biancheria è pronta. No, non lo so. E mi volete dare i soldi? Ci sta pure il conto della volta scorsa. Tornato un'altra volta. Mio marito adesso non c'è. Va tante volte a Napoli e non capita mai che vada sotto un tram. Chi? Mio marito? No, per l'amor di Dio. Mio marito. Ma la Madonna prima o poi me la deve fare la grazia. Buongiorno. Donna Margherita, non mi volete nemmeno salutare? E va bene, io non mi piglio collera. Anzi, raddoppio la devozione che ho per voi. E per mio marito? No, il marito vostro non lo posso vedere proprio. Se lo potessi uccidere lo farei con tutto il cuore. Eppure non dovreste dimenticare che vi ha salvato. E questo nemmeno è esatto. Perché se io non lo avessi minacciato con il revolver, lui mi avrebbe consegnato dritto in mano ai carabinieri. E poi, voi lo sapete perché non lo posso vedere. Donna Margherita, sono stato a Napoli 2 giorni, mi sono sembrati 2 secoli. Mi avete pensato? Io a voi? E chi siete voi per me? Io sono maritata e ve l'ho detto un sacco di volte. Lo vedete? Lo vedete? È normale che il vostro marito mi risulta antipatico. Siete voi che me lo fate diventare antipatico. Margherita. Donna Margherita, sono stato a Napoli 2 giorni e ho sofferto le pene dell'inferno. Tutte le donne che incontravo per strada mi facevano rabbia. Mi dicevo, ecco, e voi siete più belle di Donna Margherita. Voi dovete stare a divertirvi, vi dovete vestire elegante. E Donna Margherita deve stare infelice in un paese chiuso. È possibile che ci deve stare per tutta la sua vita. Ci dovete stare per tutta la vita, Donna Margherita. Per tutta la vita mia. E ci sto con piacere. Qua mi sono maritata e qua devo stare. Ci dovete stare. Ci dovete stare. Ma ci volete stare. Non vi piacerebbe vestire elegante, senza queste stoffe pesanti? Mettere un po' di ombretto blu sugli occhi, delle calze di seta. Me le ho portate da Napoli un paio di calze di seta. Devo vedere come vi stanno. Me le metto io stesso. Mi pare che stiate esagerando. Avete ragione, non mi dovevo permettere. Però voglio vedere come state con un po' di rosso sulle labbra. Che cos'è? Ve lo dissi che ve lo portavo. A Napoli lo mettono tutte le signore per completare la toilette. Andiamo. Voi siete un pazzo! Andatevene! Ve ne dovete andare! Perdonate. Perdonate. Io vi voglio bene. Ah! Voi qua state! E mi fa piacere, adesso sistemiamo le cose. Un momento!
Devo parlare prima io. Ma tu sei un uomo, sei un manico di scopa. Io? Sì, proprio tu. Ma questo signore se ne deve andare da dentro casa nostra perché la gente parla e potrebbe dire quello che non è. Ma tu? Proprio tu? Vuoi che Don Riccardo non venga più qui? Proprio io. Non ci deve mettere più piede qua dentro. Perché poi va a finire che tu sei un marito contento e di una moglie a metà. Io ti rispetto e tu mi devi rispettare come moglie. Sì. Margherita, che piacere che mi dai dicendo questo, Margherita. Sono proprio scemo. Sì, perché vado a credere a quello che dice la gente. Sono scemo, Don Riccardo. Oh no, e ditemelo in faccia che sono scemo, ditemelo. Come volete voi. Caro Don Riccardo, per tutte le buone ragioni che qui ha elencato mia moglie, voi qui non ci potete mettere più piede. Vi assicuro che questa cosa mi addolora. Ma sapete com'è? Non se ne può fare a meno, la gente parla, non si fa i fatti suoi. Ma non vi preoccupate, verremo a trovarvi a Napoli, così ci vedremo come vogliamo noi. Mi farebbe molto piacere, ma non può essere. Parto per Milano dove tengo degli affari. Così la gente non parlerà più. Voi non sospetterete più. E donna Margherita sarà più contenta. E beh, sei andata a Napoli, a me fa pure più piacere. E così non vi vedremo più. Adesso vado a prepararmi un po' di cose. E se permettete, prima di partire vengo a salutarvi. Come no, venite pure, a noi fa molto piacere. Basta che ve ne andate. E così sia. Io quando dico una cosa, quella è. Voi non avete capito quello che io provavo per voi. Ma vi perdono. Vi perdono perché tutti si possono sbagliare. Voi siete l'unico affetto mio. E ricordatevi, uno solo vive per voi. Io. Questo piange di dispiacere. Troppo vi ho voluto bene. Troppo vi ho stimato. Ma vi pare? Ma adesso è finito. Me ne vado. No. Me ne vado e non ne parliamo più. Alla vado, insomma. Ma io non pensavo che Don Riccardo avesse tutti questi sentimenti per me. Don Riccardo, aspettate che mi accompagno. Ma io non capisco. Sono arrivato fino a lì e Don Riccardo mi ha detto andate via perché per come sto adesso ci andate di mezzo voi. Margherita, ma che piacere che mi hai dato. Sì, hai detto bene. Qui Don Riccardo non ci deve mettere più piede, altrimenti la gente che non si fa i fatti suoi dice le cose come non esistono. Ma Margherita, ma tu nella masseria che ci facevi mano nella mano con lui? Io sono una femmina onesta. E se ti rispondo perdo di dignità, hai capito? Se n'è andato! E ringrazia il cielo! Ma che ti prende? Che ti prende, Margherita? Uffa! Quanto sei seccante!
Compà, siete solo? Mi sai dire questo coso cos'è? Cosa? Questo. E dove l'avete trovato? Ti ho detto se mi sai dire questo coso cos'è. E che non si vede? Questo è un colpo di revolver. All'anima del revolver. Ma dove l'avete trovato? Qua. Boh. Con tua moglie hai parlato? Sì? Voi tutti avete avuto un abbaglio. Un abbaglio. Sì, sì, sì. Pensa che prima sono arrivato qui e c'era Don Riccardo. E pensa un po'. Margherita ha detto che qui Don Riccardo non ci deve mettere più piedi. Perché la gente pensa quello che non è. E poi Don Riccardo parte per Milano e qui non ci mette più piedi. Beh, questo lo dici tu. Io ci credo poco. No, tu ci devi credere. E che ci facevano nella masseria? E questo non me l'ha voluto dire. Ma quanto sei ciuccio. Adesso, per esempio, mi devi dire questo qui cos'è e cosa ci fa in casa tua. Don Vince, se volete venire per il 3-7. Ah, Gennaria, ancora con ste carte. Non è il momento di giocare. Qua si stanno cose ben più serie. Anzi, avete fatto bene a venire da solo che quei due non riescono a tenere un segreto che uno. Sedete, sedete. Adesso tu ci devi dire questo coso cos'è? Cos'è? È un fischietto. Ma quale fischietto? Qua non c'è nessun pertugio per fischiare. Non c'è il pertugio. Ah, hai visto? No, hai visto? Guarda. C'è una scritta. C'è una scritta. Sì. Rouge. Rouge. E chi è? Padrone! State zitto, Nico. Perché gridi? Perché gridi? Io credo che si apra. Qua c'è una riga in mezzo. Ah! E aprilo! Aspetta a voi, mi pare. Aspetta a me. Sì. Allora lo apro. Apri. Io lo apro. Apri. Ma voi davvero veramente fate? Voi vi mettete paura? Calma. Ma siete uomini che... No, calma. Lo apro. Verso l'alto. E che aspettiamo che mi vengono i capelli bianchi? E stai calmo. Stai calmo. Sangue di Bacco! Mi ero scordato! Ho un appuntamento importante! Devo scappare! È urgente, devo scappare subito, scusate! Ma possa buttare veleno mi ha fatto venire i sudori freddi. È preso di paura, si è preso. Mo lo apro. Aprite, aprite. E questa non è una cosa normale. C'è un coso rosso. Fate vedere. Ma questo sa di confetto. Ah! Di confetto. Assaggialo. Oh, ma io ci tengo alla mia vita, Assaggiate voi. Assaggialo tu. Ho capito tutto! Che hai capito? Sì, ho capito che cos'è. E che cos'è? Non lo so, però lo teneva pure mia moglie. Tua moglie? Lo teneva mia moglie. Una volta gli arrivò un pacchettino da Napoli con questo coso dentro. E poi siccome capitò in mano a me, l'ho aperto e ci ho trovato sto coso. Con un bigliettino. E poi me lo so conservato.
E fammi vedere. Ehi, e sta qua dietro. Padrone, ma aiutate un attimo a togliere sto coso. Dico, tu sei cretino. Tu sei cretino. Ecco qua, ecco Ah, qua. ecco. To. Vai piano, vai piano. Vai piano. Vai piano. Qua lo vedete, qua. Ti mando il Roge. Quello là. Questo. Tuo marito non potrà accorgersene. Basta usarne pochissimo per ottenere l'effetto. Baci, Cesarino. Avveleno! Avveleno! Ti vogliono avvelenare! Ah, questo è Don Riccardo! Questo è Don Riccardo! È veleno! Lo portiamo da Leopoldo il farmacista e lo facciamo analizzare! Bravo! Lo facciamo analizzare, vieni qua! Andiamo, vieni! No. No, quello tu! Che c'è? Dove vai? Esci. E poi uno dice che io sono scemo. Adesso vado da una parte. E poi torno. Poi torna. Roge. Roge. Ma questi sono pazzi. Mamma mia! Siete tornati un'altra volta. E quando partite? Quando partite? Che c'è? Avete perso la lingua? Io ce l'ho con voi quando partite! Aspetto il treno di lusso. Anzi, me ne voglio andare in aeroplano, in dirigibile. Basta che ve ne andiate! Sapete cosa sto pensando? Sto pensando che quando me ne sarò andato a voi vi sembrerà molto brutto. E pure a me. Pure a me sembrerà brutto. Mi ero abituato a venire qua a parlare con voi liberamente, senza soggezione. Parlate come se andaste a Napoli, ma avete scelto Milano. Là ne avrete di distrazioni. Ce ne saranno di femmine. Già. Già, perché io parto. Ma voi siete proprio sicure che io parto? Che c'è? Dite la verità, avete cambiato idea. Donna Margherita, parliamoci chiaro. Ma perché mi avete preso? Non sono mica un ragazzino. Un ragazzino che gli è venuto il capriccetto. Sapete che non è cosa, si spaventa del marito, lascia tutto e se ne va. Vi sbagliate, donna Margherita. Io sono un uomo. Sono un uomo che quando arriva a dire vicino a una donna ti voglio bene, non lo lascia più perdere. Donna Margherita, io vi voglio bene. Eppure voi vi volete bene. Non è vero! Vi prego, non torturatemi più, andatevene! No, io da qua non mi muovo. E chi me lo può impedire? Io sono un uomo libero e faccio quello che mi pare e piace. Per vostro marito, e che mi interessa di lui? In fondo siamo due uomini che vogliono bene alla stessa donna, ma voi volete bene a me. Perciò come lui può dirmi andatevene perché questa è casa sua, io posso dirlo a lui perché voi siete la mia donna. Ma con bene lo caccio. No, basta! Voi volete mettere in subbuglio la mia casa e questo non deve succedere. Andatevene. Perché non volete partire più? Oh, Madonnina mia, aiutami tu. Se vi avessi fatto sperare qualcosa, allora sarei quello che dite voi, la vostra donna. Ma non vi ho dato nessuna speranza. Andatevene.
altrimenti mi metto a gridare come una pazza. Io sono una femmina onesta e mai darei un dolore così grande a mio marito. Vincenzo mi adora e ve lo ripeto un'altra volta. Io voglio bene a lui. E poi che uomo siete? Prima date la parola di partire e poi la tirate indietro. Andatevene. Io mio marito lo rispetto, perché se non lo sapesse lui si fa rispettare. E se gli dico quello che mi avete detto, lui vi uccide e tiene il coraggio di farlo. Io voglio bene a lui. Andatevene. Andatevene. Ve ne dovete andare. Ve ne dovete andare. Te ne devi andare! Non tagliasse pizza da paglietta, non fissa cruschi da giacchetta. Se mi volesse bene mia Luisa, non mi rompisse quella da camisa. Si non fa. Teniamo, sì che ciccio formaggio, non tieni il coraggio nemmeno di parlare quando sei cattivo. Fai rispetto. E voi ridete, chissà quanti cicci formaggio con fece stanno, quello ride. Si sapesse, si vedesse, dentro cuore mio che c'è, compatisse, mi diresti, poverello, ma perché? Ma sopra un cuore tu ci tieni i peli, lo sai, che un barbiere non ci basta per tagliare. Se mi volesse bene veramente, non mi facesse scrupuriare la gente, non mi tirassi i peli all'interrecchie, non me ne fisso dita dall'occhio, non me ne fisso ghiaccio da sacca, non mi squagliasse in cava c'era l'acca. Se mi volesse bene veramente, non mi faresti scrupuriare la gente, non mi pugnisse a pietra con spillone, non me ne fissa colla in casone, non mi scrivisse con un po' di gesso a dietro matine cicci si fesse. Si non fa. Teniamo, sì che cicci formaggio, non tieni il coraggio nemmeno di parlare quando sei cattivo, non ti voglio più bene, io dico, ma va che brutta.